grazie a voi per questo invito. Ha ragione Diego Crivellari a dire, amico del Polesine, è un sentimento di amicizia che ho reale e che è stato rafforzato da tante iniziative fatte insieme in questi anni con Diego, con Giorgia, con Dino. Ringrazio Stefano per questo invito e tutti voi per questo invito, per aver voluto promuovere questa 2 giorni così intensa e così importante, che sicuramente farà molto bene non solo al Partito Democratico ma anche a un'idea di politica, quella che noi abbiamo, che è innanzitutto condivisione, come dice anche il titolo di questa nostra 2 giorni, in un momento in cui il Partito Democratico deve sentire, secondo me, addosso, permettetemi questa unica battuta fuori dal tema, addosso l'esigenza fortissima di sapersi reinventare, di saper rivoluzionare il suo modo di essere, di pensare. Noi abbiamo alle spalle un agosto molto turbolento, un po' scioccante per tutti quanti noi, forse per tutti gli italiani. Nessuno di noi un mese fa poteva pensare che cadesse in maniera così improvvisa, così repentina, il governo messo in piedi da Salvini e Di Maio. Nessuno di noi pensava davvero che Salvini potesse arrivare alle estreme conseguenze del suo populismo. Il tema del populismo ha molto a che fare col tema dell'Europa, lo diceva nella sua prima introduzione il professor Cortese. Salvini ha utilizzato uno schema classico dei populisti, che sono bravissimi a fare propaganda, a sollecitare gli animi, ad accendere continuamente il fuoco dei problemi, ma sono assolutamente incapaci di risolverli. Salvini lo ha dimostrato. Era il capo assoluto del governo, della maggioranza governativa, aveva conquistato milioni di voti per risolvere i problemi degli italiani, ha preferito invece scappare improvvisamente di fronte ad un autunno che lo avrebbe costretto a governare, a prendere di petto una serie di questioni. La prima delle questioni, la questione economica, la crisi economica, impedire l'aumento dell'IVA, che è un pericolo enorme per il nostro paese, che è un paese manifatturiero, che è un paese di imprese diffuse, molto spesso artigiane, come anche questo nostro territorio in cui stiamo, e quindi per un paese come il nostro, in cui c'è una grande fatica a risollevare i consumi, a sostenere il ceto medio, aumentare l'IVA è una mazzata che dobbiamo impedire a tutti i costi. Salvini non l'ha impedita, fuggendo dalle sue responsabilità, provando ad ottenere con un blitz pazzesco elezioni anticipate. Ce lo ricordiamo la sera in spiaggia, chiedere il voto per avere pieni poteri senza dover rendere conto a nessuno, e quindi in sfregio alla nostra Costituzione, che è una Costituzione di democrazia parlamentare rappresentativa, fondata sul bilanciamento dei poteri. Ecco, di fronte a tutto questo c'è quello che oggi viviamo, quindi anche da parte del Partito Democratico l'assunzione di una prova che è difficilissima, ma dalla quale non potevamo sottrarci per impedire questo baratro economico, per dimostrare anche agli italiani di poter rispondere ai bisogni urgentissimi che certamente la propaganda salviniana del capro espiatorio, i migranti, non ha risolto, ma anzi ha aggravato, e quindi bisogni legati al tema del lavoro, al tema delle opportunità, al tema della lotta alle disuguaglianze. Una necessità certo molto difficile per noi,
ma ecco, dovremo saper dimostrare che questa sfida così difficile siamo in grado di vincerla con un'alleanza anche così particolare, con forze così diverse che si sono combattute e che tuttora sono molto diverse tra loro. Siamo qui oggi e la sfida di questo governo è una sfida molto europeista. Questo è un governo che da questo punto di vista è diametralmente diverso rispetto al governo precedente, e da questo punto di vista c'è anche la prima mutazione che c'è stata, il primo punto di incontro tra forze avversarie che c'è stato è avvenuto proprio a livello europeo. Io penso che in un seminario come questo noi non possiamo non contestualizzare il fatto che la Presidente della Commissione europea sia stata votata dai parlamentari del Partito Socialista Europeo, dello schieramento dei socialisti e democratici a livello europeo, dello schieramento dei liberali e dei popolari a livello europeo. Dentro quella maggioranza hanno votato, sostenendola, anche i parlamentari eletti con il Movimento 5 Stelle. E lì c'è stata una frattura molto forte, voluta con forza, tra l'altro, dall'attuale Presidente del Consiglio, in un percorso di europeismo che certamente oggi è uno dei temi essenziali di questo governo. Il governo precedente è stato, al di là appunto, dei tentativi di Conte stesso, molto faticosi, ma è stato un governo che ha propagandato l'idea dell'isolazionismo in Europa. Noi, per fare appunto di necessità virtù, non c'è niente da fare, la politica è fatta di realismo e quindi valgono le cose che dicevo prima, e vedremo poi come andranno i prossimi mesi. Tutti noi abbiamo anche molte preoccupazioni, ma insomma il governo precedente era fatto da uno come Salvini che da una parte urlava contro i migranti, ma dall'altra faceva del tutto per impedire che l'Europa che l'Italia contribuisse ad un'assunzione da parte dell'Europa del tema delle politiche comuni migratorie, e quindi ad esempio il fatto che tutta l'Europa si occupasse dei migranti che sbarcando in Italia sbarcano in Europa, e quindi una solidarietà europea su questo tema. Salvini, che urlava su questo tema per avere consenso, non ha partecipato a nessuno dei vertici dei ministri dell'interno a livello europeo, e quando era parlamentare europeo era quello con la più alta percentuale di assenteismo, in sfregio a quello che è invece il dovere che ha un uomo politico, il dovere che ha un uomo di governo. Risolvere i problemi, non ingigantirli i problemi. Questo isolazionismo, ma noi lo dobbiamo dire perché noi stiamo scusami, ho interrotto, ma non volevo, ma dicevo, questo isolazionismo però noi siamo al governo per cancellare le ferite dei 14 mesi precedenti, non per dimenticare le ferite dei 14 mesi precedenti. Non stiamo al governo con un atteggiamento lassista. Il PD sta al governo per essere il protagonista e per cancellare il male dei 14 mesi precedenti. Io me lo ricordo che, insomma, Di Maio era uno che era andato a mendicare l'alleanza con il movimento dei gilet gialli. Quindi, però, di fronte a quello c'è stata una cesura. Oggi nasce questo governo che sul tema dell'Europa avrà uno dei suoi cardini. Qual è il tema dell'Europa? Il tema dell'Europa è un tema innanzitutto costitutivo per una forza come il Partito Democratico. Non c'è niente da fare. L'Europa è sinonimo di democrazia, è sinonimo anche, io lo dico forzando
una categoria, una definizione, un concetto politico, l'Europa è anche sinonimo di sinistra, di progressismo. Non c'è niente da fare. L'Europa nasce sull'urto della reazione al male supremo che fu la seconda guerra mondiale, il totalitarismo, il nazismo, il fascismo, la discriminazione che ha avuto nelle leggi razziali, nell'abominio dell'idea dei campi di sterminio, il nazismo, le leggi razziali, il 38 in Italia, l'idea massima di discriminazione, per cui l'Europa invece è nata ancora nella testa degli esuli, dell'antifascismo ventotene, è nata invece come idea massima di un luogo che costruisse protezione sociale, opportunità sociali, diritti di cittadinanza, quindi come luogo della lotta più forte alla discriminazione. Non c'è pagina più bella come lotta alla discriminazione di uno dei luoghi più belli a livello di Costituzioni europee, che è l'articolo 3 della nostra Costituzione, che dice che tutti sono uguali, a prescindere da quella che è la loro condizione di nascita, etnica, religiosa, economica, sociale, che hanno diritto, in virtù di questa eguaglianza, a coronare il proprio progetto di vita, cioè a buttare giù i muri, gli impedimenti al proprio progetto di vita. Oggi questo è il tema dell'Europa, del perché l'Europa non funziona. Perché questo tema, il tema dei muri, degli impedimenti, è diventato negli ultimi 20 anni, 25 anni, un tema drammatico. E quindi l'Europa, che è stata invece per decenni, appunto progressivamente, con grandi sforzi politici, grazie anche alle grandi forze popolari nei singoli stati, che però avevano capacità di pensare l'Europa. Penso, noi abbiamo vissuto la stagione ad esempio dell'europeismo dei grandi partiti della sinistra. L'eurocomunismo, ad esempio, fu un tratto, no? Naturalmente parliamo di forze che sto facendo una forzatura, perché parliamo di forze che al loro interno avevano molte cose diverse, ma c'è stato un europeismo fortissimo, ad esempio, nell'ambito del popolarismo europeo, dei cosiddetti paesi, dei cosiddetti soggetti politici democratici cristiani, insomma l'incontro che oggi noi chiameremmo Partito Democratico di quelle forze, cioè le forze socialiste, democratiche, del cattolicesimo e dei movimenti socialisti e liberali, è tutto qui, è nella Costituzione europea, ma la Costituzione europea a un certo punto si interrompe. Questa interruzione ha anche forse una data, che è il 1992, che è la data del Trattato di Maastricht, un trattato che è monco dal punto di vista politico, e questo è il tema che noi ci portiamo dietro, drammaticamente ci portiamo dietro, perché quel trattato è un trattato di unione economica e monetaria, ma manca un pezzo, perché doveva essere il trattato dell'unione economica, monetaria e sociale. Quella gamba non c'è, e noi non è un caso che da allora abbiamo avuto un'involuzione molto forte dell'idea di Europa, perché l'idea di Europa o è sociale o non è, oppure crolla. L'Europa è protezione sociale e diritti, oppure non ce la fa. L'Europa è abbattere i muri che impediscono ad un giovane che viene da una famiglia in difficoltà di realizzare il proprio progetto di vita, e quindi è stato sociale, è welfare, è emancipazione. Questo si è inceppato perché non aver avuto in quel trattato il pezzo del sociale ha significato trattati sbagliati, fiscal compact, l'ossessione dei parametri fiscali, quando invece noi dobbiamo avere l'ossessione degli investimenti,
La parola investimento è tornata a livello europeo solamente pochi anni fa, non a caso quando noi abbiamo guidato il semestre europeo, solamente nella scorsa commissione è tornato il termine investimenti, ma in maniera ancora troppo blanda. Noi abbiamo bisogno di grandi investimenti pubblici per creare lavoro, per creare buona occupazione, per creare fondi europei contro la disoccupazione. Non è un caso che il nuovo commissario europeo Paolo Gentiloni agli affari economici abbia detto: il primo tema politico, culturale, simbolico è avere un fondo europeo per proteggere contro la disoccupazione. Ma io dico un fondo europeo, ad esempio, per il diritto allo studio. Oggi noi viviamo un mondo in cui, molto a differenza di quello che è successo, di quello che potevamo pensare nel 45, nel 46, quando appunto si è cominciato a parlare di Europa, e poi grandi classi dirigenti l'hanno costruita l'Europa. Tra l'altro proprio in queste ore noi viviamo un anniversario, l'anniversario dell'incontro nel settembre del 1984, il 21 settembre del 1984, di fronte alla spianata di un cimitero, tra due grandi leader europei, Mitterrand e Kohl, che dandosi la mano dicevano mai più guerra. L'Europa nasce per dire mai più guerra, dopo la carneficina della seconda guerra mondiale, appunto dopo la carneficina dei totalitarismi, mai più guerra. Mitterrand diceva: il nazionalismo è la guerra, ed è così. L'isolazionismo, figlio del nazionalismo, riporta in Europa il rischio che guerre commerciali diventino guerre vere combattute, perché la guerra esiste vera solo a pochi chilometri da noi e la pace non è mai per sempre. E per riappassionare gli europei all'idea di Europa, all'europeismo, per costruire, come veniva detto giustamente, opinione pubblica europea, i partiti devono, le forze politiche, i movimenti devono, per tornare a parlare il linguaggio dell'Europa, devono tornare a parlare il linguaggio di chi non ce la fa, di chi si sente sconfitto, mortificato, che oggi vota Lega e quindi vota contro l'Europa e quindi dà fiato e consenso ai nazionalisti, che sono però un grande inganno, perché poi fanno gli interessi dei più forti, perché appunto propongono riforme fiscali che avvantaggiano i miliardari, non certo il ceto medio o quelli che non ce la fanno. Questo è il grande tema che noi oggi abbiamo, tutto politico, di rilanciare, come diceva Mauro Casarotto, l'idea degli Stati Uniti d'Europa. In questi anni che ci dividono dal 92 ad oggi, avendo noi mancato e non avendo ancora scritto il pezzo che riguarda l'Europa sociale, ci siamo ritrovati in questa regressione politica che sempre più pesa il modello intergovernativo a scapito del modello comunitario, perché c'è anche questo. Noi abbiamo una costruzione e un'architettura europea che poggia su diversi pilastri: il Parlamento europeo, che è certamente il massimo della politica, e poi la Commissione europea, che anch'essa però deve essere, ed è stata pensata sin dall'inizio come motore politico dell'Unione Europea, ma che alcuni, ecco il terzo pilastro, cioè il Consiglio europeo, cioè il pilastro dato dai singoli Stati, vorrebbero che la Commissione europea da organo politico diventasse organo amministrativo, organo tecnico. Sarebbe un suicidio. Ma il fatto che il Consiglio europeo o il modello intergovernativo abbia, con tutto il carico del suo potere di veto, un peso talmente enorme da fagocitare il peso del Parlamento e quindi in definitiva dei singoli cittadini e del peso della Commissione europea, questo è un rischio enorme.
Quanto sarebbe importante se noi potessimo davvero eleggere direttamente il Presidente della Commissione europea. Ecco, io penso che questo è il tema, questi sono i temi che noi abbiamo di fronte. Aprire una nuova stagione europeista significa fondamentalmente, in un tempo in cui noi non possiamo fare a meno dell'Europa, perché sempre più a livello mondiale, in un mondo che è sempre più interconnesso, noi abbiamo grandi statualità sovranazionali che proteggono le loro economie, e se noi tornassimo agli stati nazionali noi uccideremmo le nostre economie, uccideremmo i nostri imprenditori, soprattutto i più piccoli. Noi condanneremmo alla sconfitta tutto il lavoro autonomo, ma anche gran parte del lavoro dipendente delle aziende private, alla sconfitta il nostro sistema paese in termini di competitività, perché la competitività del nostro sistema paese è forte solamente all'interno dell'Europa, nel momento in cui noi competiamo tra grandi statualità che di fatto sono macro regionali. La Cina, di che cosa parliamo? Gli Stati Uniti d'America, nazioni continenti come l'India o come il Brasile, il Messico, che è uno Stato federale. E questa è la sfida. E quindi che cosa parliamo? Come si può tornare ai singoli Stati? È qualcosa che non esiste. E dicevo prima, citando, ho fatto prendere un po' dalla foga, ma mi scuserete perché, come sanno gli organizzatori, come sa Diego, tra poco un treno e quindi qui dovrò andare. Questo mi dispiace anche non avere uno scambio, ma così è organizzata oggi questa giornata per quello che mi riguarda. Ma dicevo prima, citando, insieme al fondo di protezione contro la disoccupazione, al fondo per investimenti pubblici per creare lavoro e infrastrutture, al fondo per il diritto allo studio, ecco, dicevo, a differenza del 45-46 o del 92, anche quando c'è stato Maastricht, noi oggi viviamo in un tempo di rivoluzione digitale talmente potente per cui le rivoluzioni economiche legate alla comunicazione, alle innovazioni della comunicazione, della cosiddetta New Economy, non è che avvengono una volta ogni 10 anni, ogni 20 anni o ogni 100 anni, come eravamo abituati a pensare nel 45, ma avvengono ogni anno, al tempo dell'internet, dell'intelligenza artificiale, internet delle cose. Per cui noi sappiamo che da qui a 5 anni il lavoro cambierà talmente veloce che non è che si perderanno i posti di lavoro, cambieranno i posti di lavoro, e lavorerà in maniera soddisfacente chi è in grado di guidare un'organizzazione complessa o un robot, e quindi chi è in grado di aver studiato. E quindi noi dovremo noi sfondare il muro che impedisce oggi a milioni di ragazzi, soprattutto di famiglie meno abbienti, che a fatica già riescono a concludere il percorso degli istituti tecnici e professionali, di andare anche all'università. Quindi un grande fondo per l'istruzione, per il diritto allo studio, perché oggi c'è una strozzatura classista in un paese come il nostro che impedisce a milioni di ragazzi di diventare classe dirigente italiana o classe dirigente europea. Questo è il tema che noi abbiamo. È il tema del Partito Democratico, è il tema dei socialisti e dei democratici europei, è il tema dell'Europa, di vivere oppure di non farcela e di far vincere quelli che ingannano invece le nostre popolazioni, come la destra, come i nazionalisti, come i Le Pen, come i Trump, come quelli che hanno, ingannando il loro popolo, sono riusciti a vincere il referendum sulla Brexit, condannando l'Inghilterra ad un impasse come mai prima c'era stato, ad un rischio come mai prima avevano avuto. Con una battuta, noi sappiamo che se oggi l'Europa è in crisi, dopo tanti anni di successi, dopo essere stata per tanti anni, dove ancora in realtà,
perché noi sappiamo le difficoltà che abbiamo fuori da noi, fuori dall'Europa molto meno, dopo essere stata per decenni il luogo ambito da tutti, perché è appunto un luogo di diritti e protezione sociale che tutti ci invidiano, a partire dall'altra grande democrazia, che è quella degli Stati Uniti, ma certamente molto lontana per standard, per qualità di vita e di benessere diffuso dall'Europa. L'Europa non è più il posto in cui le nuove generazioni sanno di poter star meglio rispetto ai loro padri e ai loro nonni, anzi è il posto in cui le nuove generazioni scontano la difficoltà appunto a farcela, come invece era stato per le generazioni precedenti. È tutto qui la sfida che noi abbiamo, la sfida di noi Partito Democratico, che nel momento in cui siamo nati 10 anni fa avevamo chiaro che nascevamo per rimettere in sintonia non solo la società italiana e la politica italiana, ma soprattutto la società europea e la politica europea. Grazie.